Ragazzi, come sempre, belle notizie, diciamo per modo di dire. In effetti sta nevicando a Yellowstone, cioè dove sta il vulcano in America. Cioè anche lì in effetti è entrata l'estate ufficialmente venerdì, però purtroppo sta nevicando, quindi clima sempre più impazzito, quin- quindi non si capisce più davvero nulla, quindi che nevica il primo giorno dell'estate a Yellowstone anche non credo sia tanto normale, quindi le temperature sono state a meno 2, meno 3 gradi e ha fatto la neve. Il primo giorno d'estate, diciamo, estivo, non ufficiale, quindi è vero che stiamo a Yellowstone, ma anche è vero che è il primo giorno d'estate. La gente giustamente, ciao Stefano, si è meravigliata, giustamente gli animali sono incominciati ad uscire a Yellowstone. Anche lì in effetti è estate, però ha nevicato venerdì, quindi sono cose sempre notizie che non si sanno mai e si sanno solo dopo 2 o 3 giorni è successo. Quindi in effetti mentre tutta l'Europa e tutto il mondo sta impazzendo per, diciamo, per il caldo, lì fa la neve, quindi come regola, sì, in America, a Yellowstone, sì, il primo giorno d'estate ha nevicato, quindi ragazzi, non so cosa dire, la verità, cioè, è pazzesco. Cioè, anche gli animali a Yellowstone erano incominciati ad uscire perché giustamente stava arrivando, era arrivata la primavera, era il primo giorno d'estate, ha nevicato, quindi non so più che dire, pure, ma di certo non è normale, quindi sì, sì, qua fa caldissimo, quindi mo camminando per le notizie leggo che fa la neve a Yellowstone. Io pensavo che lì era diverso, in effetti che no, e anche lì è estate, quindi non è normale. Io pensavo che lì il clima era un po' diverso, però no. Anche lì venerdì era il primo giorno d'estate. A Yellowstone in America. Però ricordo che anche lì ed è stato il primo giorno d'estate, quindi non è tanto normale. È vero che lì fa sempre più freddo di qua, ma anche è vero che è estate pure lì come qui. Quindi meno 2, meno 3 non è, diciamo, normale, perlomeno non l'ho mai sentito io. Cioè stiamo al 20, cioè il 24 ha nevicato in effetti. Bah, non si capisce più nulla qua, non lo so. No, no, è vero, guarda, mi sono andato a informare e tutto, è nevicato. Portava a meno 2, meno 3, meno 1, queste erano le temperature, pazzesco proprio. Cioè, boh, non si capisce più nulla, ragazzi. Bah, non so. Pensa nel solstizio d'estate, il primo giorno, no, diciamo estivo non ufficiale, sono caduti 20 centimetri di neve nel sud-ovest del Montana, a circa un'ora, diciamo, dall'ingresso del Parco Nazionale di Yellowstone. Quindi, ragazzi, proprio 20 centimetri di neve. Beh, non lo so che dire, guarda. Difatti, la tradizione. Infatti la traduzione dice non detto male perché è vero quando vado a tradurre il testo, quindi io pensavo che, diciamo, giustamente anche l'autore dice guarda non stai leggendo male, ha fatto 20 centimetri di neve, cosa che non è mai accaduta in tanti decenni. Sì, sì, ma guarda, qua stiamo morendo di caldo, lì fa la neve, non è normale. Cioè, perché è estate anche lì, non è solo qua, quindi non è, io credo che non sia normale. A Yellowstone, in America, nel Montana, pensa che state pure lì, non pensare che lì il clima è diverso,
come qui e lì. Io pensavo pure io che il clima lì era diverso, cioè che era qua estate e là inverno, no, estate qui, estate lì. Quindi anche loro non sanno come spiegarsela questa cosa, però brava, andiamo là, veramente. Quindi stare un po' fresco, 20 centimetri di neve, penso che stanno fresco. Allora, Paola Mondele Raitti, allora, cara Paola, allora se la signora non lo sapeva, ora lo sa, quindi può andare a ritirare la notifica, va bene? Va a Salerno qui e ritira la notifica, se non lo sapeva può andare sempre a ritirarla lei. Comunque ragazzi, continuiamo. Voi che cosa ne pensate di questa cosa pazzesca? Perché diciamo questo di normale non è nulla, cioè qua a 40 gradi, là fa 20 centimetri di neve. È vero, tu dici Giuseppe, però dall'altra parte del mondo, sì, però come estate qui, estate pure lì. Yellowstone in montana, diciamo più o meno, ma a pochi chilometri, diciamo, da Yellowstone, in effetti, dal parco nazionale. Però da premettere che io mi sono informato che come estate qui, estate lì. Quindi non è che anche io pensavo che lì era diverso, ma invece a Yellowstone, il parco nazionale. Quindi ragazzi, non so, il clima è impazzito qua, non so che cosa succederà più avanti. Caldo, freddo, era glaciale, a volte neanche noi sappiamo qual è la verità. Qualcosa è vero che non è normale tutto quello che sta succedendo. Caldo pazzesco, dove sta nevicando, dove dovrebbe stare caldo ora lì. È come se ora qui nevica qua, è pazzesco sta cosa. Cioè gli animali a Yellowstone già stavano in giro, sai, gli orsi a mangiare, a brulicare, diciamo le volpi, i cinghiali, e invece si sono ritrovati con 20 centimetri di neve, cioè pazzesco. Cioè anche gli animali secondo me dicono che... sì, così si raffredda il vulcano, questo pure è vero, eh. No, non c'entra, non è colpa del vulcano, no, Ale. La neve purtroppo è un fenomeno naturale, quindi non è il vulcano, no. Purtroppo non viene dal sottoterra, ma viene dal cielo, quindi il vulcano qui non c'entra proprio nulla. È proprio il clima che è impazzito, questo è poco ma sicuro. Cioè, dove dovrebbe fare 30 gradi ora, che è il primo giorno dell'estate, sta nevicando, cioè è assurdo. Io non dico che devo fare 40 gradi come qua, ma su per giù la temperatura dell'Italia dovrebbe corrispondere a quella di Yellowstone. Quindi dovrebbero stare a 35, 33, 37, 40 gradi. E invece si trovano a meno 1, meno 2, meno 3 con 20 centimetri di neve. Guarda caso. Ma davvero qua usciremo sempre più pazzi a botte di queste notizie che hanno dell'assurdo. Se non lo vedevo con gli occhi, diciamo, lo leggevo sul sito newyorkese, non ci credevo. Io ho tradotto bene 2 volte, 3 volte, sono andato su un altro sito, ha detto la stessa cosa, quindi io pensavo di aver tradotto male, ma invece è vero. Perché poi l'ho trovato anche in italiano, quindi ha nevicato a Yellowstone. Quindi ragazzi il clima è impazzito, qua 40 gradi, 43, 60. Ma ultimamente un'altra pazzia è successa in Kuwait dove si è raggiunto 63 gradi, quindi immagina 63 gradi in Kuwait che ha superato il record mondiale del caldo più forte del mondo e qua invece cioè nel giorno dell'estate, nel primo giorno d'estate ha nevicato con 20 centimetri di neve. Cioè vedi i due opposti, diciamo. Ma non so dove si arriverà, ma non lo voglio neanche sapere perché qua più avanti si va e più mi fa paura. Quindi speriamo che passi presto quest'estate
perché la vedo proprio male. Quindi ragazzi, sempre notizie belle come dico io, sempre una peggio dell'altra, però questa qua, sì sì, questa qua si è superata, cioè il primo giorno d'estate nevica, mamma. È come se qua facevano, la gente se succede a Salerno la gente va a bancolotto a giocarsi i numeri, perché guarda è impossibile che il primo giorno d'estate nevica, 20 centimetri di neve, boh, vabbè ragazzi, vi saluto. Yellowstone nel Parco Nazionale in America. Vi saluto a tutti ragazzi, una buona serata e che dobbiamo fare? Il clima è impazzito e purtroppo bravo, sì, hai ragione, come le persone, sì. Quindi purtroppo non possiamo fermare questa cosa, siamo impotenti su questo. Quindi sui terremoti, sulle eruzioni vulcaniche, sul clima, poi non possiamo fare assolutamente nulla, quindi siamo indifesi al mille per mille. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata e buon appetito a tutti, sono le 9:30, penso che chi già ha cenato, chi sta riposando e ci sentiamo al prossimo video. Vi ringrazio sempre a tutti che mi seguite da sempre, che mi sopportate, anche se non vi do sempre belle notizie, quindi è da premettere che l'ho sempre detto, che purtroppo le belle notizie stanno nelle favole. Quindi ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo video ragazzi, buona serata a tutti.